Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Partiamo subito dal campionato di Serie A. La giornata di sabato si è aperta con un risultato tennistico del Napoli contro il Sassuolo. La squadra partenopea infatti ha vinto per 6-1, una partita senza alcuna storia che dopo 20 minuti era sul risultato di 4-0. Grazie a questa vittoria la squadra azzurra ottiene 3 punti fondamentali in quanto le assicurano un posto in Champions League e quindi tra le prime 4. Un posto in Champions League che viene raggiunto anche dalla Juventus, che battendo 2-1 il Venezia in una partita molto combattuta e per niente semplice per i giocatori bianconeri, agguanta così il quarto posto in classifica a -1 dal Napoli e soprattutto la certezza matematica di essere nelle prime 4 squadre del campionato di Serie A. A questa soluzione deve rinunciare la Roma di Mourinho. La squadra giallorossa è stata fermata dal Bologna con uno scialbo pareggio per 0-0. Si ritrova quindi al quinto posto in classifica, ma a ben 10 punti di distacco dalla squadra juventina. Con sole 3 giornate al termine del campionato è tagliata fuori dal discorso Champions League. A pari punti con la Roma troviamo la Lazio, una Lazio che ha battuto per 4-3 alla Spezia lo Spezia. Una partita folle in cui lo Spezia è sempre stato in vantaggio, prima per 1-0, poi dopo il pareggio della Lazio con Immobile su rigore è arrivato immediatamente il 2-1. La Lazio pareggia per 2-2 e un minuto dopo segna il 3-2 lo Spezia. Lazio che ha dovuto riordinare un attimo le idee, è arrivato con Milinkovic-Savic il 3-3 e poi al 91esimo minuto è arrivato il gol del definitivo 4-3 con Francesco Cerbi, un giocatore che aveva vissuto una settimana molto complicata dopo l'errore nella partita con il Milan che era costata la sconfitta alla squadra biancoceleste. Per fortuna per lui e per tutti i tifosi laziali, il suo gol ha portato finalmente un po' di clima sereno in casa Lazio. Ma passiamo ora alle partite che prevedono le due squadre della testa della classifica. Il Milan scendeva in campo la domenica alle 15 contro la Fiorentina, in una partita molto complicata che all'andata aveva visto vincere proprio la squadra viola. Questa volta però in un San Siro totalmente gremito e colorato a festa di rosso-nero, il Milan è riuscito ad ottenere la vittoria per 1-0 con il 10° gol in campionato di Rafael Leao. Un gol arrivato solamente all'80° minuto, dopo che il Milan aveva fatto un'ottima pressione e ha costretto all'errore il portiere della squadra viola. Leao ha recuperato palla sulla tre quarti, ha puntato l'area, si è spostato il pallone e con un destro secco passato sotto le gambe del difensore ha trovato il gol vittoria. Alle 18 è poi scesa in campo l'Inter, che a Udine doveva subito rispondere alla vittoria dei rossoneri. La partita si è messa subito in discesa perché l'Inter è riuscito a trovare il gol dell'1-0 al 7° minuto con Ivan Perisic che da calcio d'angolo sul primo palo ha punito subito la squadra bianconera. È arrivato poi il 2-0 di Lautaro Martinez dopo il calcio di rigore. L'attaccante argentino ha tirato il rigore sul palo, ma grazie a un tocco del portiere è riuscito poi a segnare sulla ribattuta. L'Udinese, che comunque ci ha provato, ha segnato il gol del momentaneo 1-2 nel secondo tempo e ha spinto per cercare il gol del pareggio. L'Inter, un po' in sofferenza e in apnea, è riuscita però a difendere il risultato. Quindi il distacco in testa alla classifica rimane invariato con soli 2 punti di differenza. 2 punti di differenza dovuti alla sconfitta dell'Inter nel recupero di mercoledì contro il Bologna. Una partita, quella contro il Bologna, che è stata decisa da un errore del secondo portiere nerazzurro, titolare in questo match per l'infortunio del primo portiere Andanovic. Infatti all'82esimo, su un retropassaggio direttamente da rimessa laterale, il portiere nerazzurro Radu ha ciccato completamente il pallone, lasciandolo praticamente sulla linea di porta incustodito, ed è arrivato Sansoni, l'attaccante del Bologna, a segnare il più facile dei gol. La squadra ha così vinto 2-1
portando il sorriso al suo allenatore Sinisa Mihajlovic, momentaneamente ricoverato in ospedale ma fuori pericolo. Passiamo ora alla MotoGP. Infatti si è corso il Gran Premio di Jerez de la Frontera in Spagna, dove finalmente è arrivata la prima vittoria stagionale e anche il primo podio per Pecco Bagnaia. L'alfiere della Ducati Team Official è riuscito a dominare la corsa dal primo all'ultimo giro, scattando dalla pole position, cioè la prima piazzola, frutto del miglior tempo nelle qualifiche. Non è mai andato in difficoltà e ha sempre tenuto il suo rivale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo, a distanza di sicurezza. Sul podio c'è salito anche lo spagnolo Aleix Espargaró con l'Aprilia. Per la casa italiana un altro podio di un ottimo avvio stagionale che la vede anche al secondo posto nella classifica mondiale per i piloti. Concludiamo con il torneo 1000 di Miami su terra rossa per il tennis. Quest'oggi si è giocato il primo turno che ha visto purtroppo la sconfitta di Lorenzo Sonego, ma anche la vittoria di Yannick Sinner, che in una partita al cardiopalma contro l'americano Tommy Paul ha salvato 3 punti per il match per poi vincere il secondo e il terzo set. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima con un episodio un po' speciale con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!